dai, 3, 2, 1, lo sanno già. Sì, va bene. ma lo sapete. Cominciamo. La prima notizia della serie: si può anche stare a casa, si può anche stare in città. Roma. Estate romana, municipio XV, che tradotto vuole dire Cesano, Vignaclara, Giustiniana, Fleming, La Storta, Grotta Rossa e Lavaro. I cortili di 7 scuole diventano delle arene per il cinema all'aperto. Dai, carino. Ogni venerdì e sabato, un'ultima proiezione anche la domenica fino al 20 luglio. Detto fra di noi, hanno copiato da Bologna, che noi ormai vabbè, ma va bene. Comunque, una bella rassegna, 15 serate, perfetto, bello, d'autore. poi c'è dappertutto il cinema speciali. Anche a Roma. Poi vai. Il cinema sempre a Salina, anche in questo caso. Infatti è avviso ai naviganti, no? Cinefili però, perché insomma ecco c'è una cosa molto bella, fra l'altro organizzata da Giovanna Taviani, figlia dei Taviani, e Giulia Giuffre. Giovanna la conosco e quindi assicuro che è una cosa interessantissima. Pensate bene. A Salina, nelle Isole Eolie. Nelle Isole Eolie, dal 15 al 20 luglio, dove Rossellini ha girato Strombolo nella terra di Dio con la Bergman, eccetera, e poi dove Troisi ha girato Il Postino, eccetera. Una rassegna cinematografica molto interessante e molto bella da vedere lì. E poi c'è anche Silvia Bisio, che è interessante anche perché c'è una certa attenzione anche per il cinema al femminile. Allora, un'altra possibilità. Avete mai fatto una bella gita in manicomio? Guarda, è interessantissimo. Sì, ci siamo stati in manicomio, ti ricordi? Ci abbiamo anche lavorato, diciamo, non come ricoverati, vabbè. Esatto. Allora, a Volterra, al vecchio manicomio, è uno dei luoghi simbolo della memoria sociale e sanitaria, tornano le visite guidate. Ogni domenica fino a settembre. Altrimenti un altro posto dove sono stato io, sempre a manicomio? Sì, a Venezia, c'è il museo del manicomio di San Servolo, l'isola di San Servolo. Bellissima, una visita molto istruttiva, c'è un vero e proprio museo. Allora, giovedì dalle 14 alle 17:30, oppure venerdì, sabato e domenica dalle 9:45. Si informano, perché questi importante. I nostri anche amici che ci guardano non sono solo pensionati per caso, ma nel caso fossero pensionati per caso, sigla. Ecco, bisogna sapere che i viaggiatori senior sono dinamici, curiosi e connessi e quindi si informano, non ci importa che te li dice dalle 15 ci vanno, no? Lo dicevo. E poi fanno delle esperienze su misura tra cultura, benessere e avventura. Per esempio, vi faccio un esempio per tutti, una certa signora Marta di 72 anni del Vermont ha recentemente completato un trekking attraverso le Ande peruviane, Ande 4.000 metri, cioè mica robette, testimoniando la sua capacità di affrontare le sfide a testa alta. E poi naturalmente c'è la tecnologia al servizio appunto dei pensionati per caso, e poi si viaggia in compagnia e insomma, in conclusione, dobbiamo dire che i pensionati per caso non sono più quelli di una volta e sono dei perfetti viaggiatori avventurosi, sia che si vada sul trekking sulle Ande oppure che si vada alla crociera nel Nilo oppure qualsiasi altro viaggio sotto casa. Vabbè. Allora, si è conclusa la rassegna di Trame Sonore, che è un bellissimo festival di musica da camera a Mantova. A Mantova, te sei proprio fissato per Mantova, ma chiedimi qual è la notizia. E qual è la notizia? Perché si è concluso, uno dice no, la notizia è che in questa occasione hanno riaperto dopo il restauro il Teatro Bibbiena, il teatro scientifico. Bello. Bellissimo, magnifico, costruito tra il 1767 e il 1769. L'hanno riaperto. Progettato da Antonio Galli Bibbiena, è l'unico teatro a pianta a forma di campana
Toscana. Vabbè, basta però. Praticamente l'ha inaugurato Mozart. Ma sì, quando dai. a 14 anni, il 16 gennaio 1770, è andato a Mantova. Oh, Mantova, bella città. Bella città. Va bene. UNESCO di qua, UNESCO di là. Va sì. bene. Sì. Comunque, insomma, io sono appassionata come te Sì. di tutto, naturalmente in Toscana, sapete, ci sono i video che potete andare a vedere su tutti i siti nostri, eccetera. C'è la Toscana diffusa. Italiasotto.com, i siti ufficiali della Toscana, Turisti per Casa. Allora ci saranno i nuovi video sulla Toscana diffusa. Esatto, Viene da matti. ci tengo molto anche perché poi fra un po' ci sarà Arezzo, è un Arezzo inedita con una storia molto bella su Ippolito degli Azzi, ma non ve l'anticipo, ve lo spiegherò, andate a vedere. E comunque Comunque tu hai due manie, una la Toscana sì, vabbè. e l'altra Cuba, dillo. Certo! E allora dai, mandiamo questa bellissima pillola che ho fatto assieme a mia figlia a Trinidad, quando siamo andati con la Zoe a Trinidad, bella città, bella città. Ah sì, no, bella Trinidad. Ahora camino, compadre. Sto arrivando a Trinidad. Mi piace arrivarci a piedi perché è storico. Fino al 1920 Trinidad si raggiungeva solo per strade sterrate adatte ai cavalli, oppure, e questo era il vero accesso alla città, via mare. Infatti sulla strada alla periferia di Trinidad ancora passano i carretti trainati dai cavalli. Sarà una necessità economica per i cubani, ma a me piacciono perché fanno tanto vacanza. Nelle strade periferiche di Trinidad c'è un gran movimento e attività, ma tutto con un'area caraibica che incanta. E sono a Trinidad, con le sue strade acciottolate, gli edifici bassi e colorati, con enormi finestre e con inferriate. Le inferriate sono una storia molto interessante qui a Trinidad, perché nel passato, nell'Ottocento, c'erano le scorrerie dei pirati, tanto che l'unico modo per difendere le case era appunto quello di costruire inferriate alle finestre, che sono così grandi. E le inferriate prima erano di legno, quando le vediamo di legno vuol dire che erano probabilmente dell'Ottocento. Poi è arrivato il ferro e quindi ogni casa di Trinidad ha le inferriate. Dal 1580 in poi gli spagnoli occuparono questo luogo che aveva per le merci in partenza e in arrivo fondamentalmente l'accesso al mare e quindi era la linea diretta tra l'America e l'Europa. Il problema di Trinidad è che fu sempre meta delle scorrerie dei corsari. Ma la città fece di difficoltà virtù, tanto che alla fine del 1720 in ogni famiglia ricca di Trinidad c'era un membro che si occupava di scorribande. E vediamolo qui, l'antico splendore spagnolo di una volta. Questo è il museo storico di Trinidad e dà l'idea di quello che doveva essere la ricchezza di questi padroni spagnoli che lavoravano, no? La canna da zucchero e che naturalmente avevano tutte queste ricchezze che venivano non solo dalla Spagna ma da tutta l'Europa. Naturalmente che cos'era la ricchezza? Era avere gli schiavi. Quando gli schiavi sono liberati, questa cosa va avanti ancora per un po' perché non sanno e non arriva fin qui la notizia della liberazione degli schiavi, ma poi questi grandi proprietari terrieri perdono la loro manodopera e Trinidad si svuota e per secoli rimane così. La ricchezza di questi proprietari terrieri era espressa da grandi lampadari, grandi arredi, grandi portoni, grandi cortili e tutto questo naturalmente era arricchito non solo da materiale, da oggetti spagnoli ma anche da oggetti di tutta Europa. La dama con il pappagallo. Dalla finezza sembrano cose francesi, chissà. Sicuramente sulle navi che venivano dall'Europa c'erano oggetti come questi. Trinidad
Trinidad è unica. È patrimonio dell'UNESCO perché si è conservata perfettamente al tempo della colonia. Quei signori che ho davanti col sombrero mi ispirano molto. Così quelli che ho visto proprio passando, che quando li ho visti ho detto sì, veramente siamo qua, siamo a Trinidad, perché erano tutti col sombrero e tutti così mezzi assonnati, e anche io lo sono molto, e quindi schiaccio un pisolino alla caraibica anch'io. Va bene, basta. Ciao. Basta, però hai visto che bella? Sì, sì, no, dai, io ci vorrei tornare, ci vorrei tornare. Sì, vabbè, lei è sempre tra la Toscana e Cuba, insomma, un po' schizofrenica. Va bene, dai, alla prossima. Alla prossima. Ciao.